Ed eccoci qua, cari amici appassionati di mezzi vintage e un po' di ambientazione, insomma, che ha il suo fascino. Guardate qua cosa il Marvin vi presenta, questo vecchio trattore, questo vecchio Same Sametto, insomma, è qua. Guardate qua, cari amici, insomma, giace qua, non è andato ancora al taglio e guardate qua, se ne sono inventati qua di tutti i colori, addirittura guardate qua hanno messo il tubo di una stufa, insomma vuol dire che sono la creatività c'è, insomma, qua nel clima campagnolo del legname la creatività non manca. Guardate qua, cari amici, questo vecchio Sametto ha il suo fascino, vederlo così, anche così, insomma, un po' dimenticato, però insomma, noi siamo amanti dell'arte e a noi ci piace appunto catturare queste immagini prima che il tempo le faccia sparire. E guardate qua, cari amici, abbiamo qua anche una vecchia Patrol, insomma, che viene utilizzata come magazzino. Insomma, vedete, insomma, le vecchie Patrol, insomma, possono essere utili per pezzi di ricambio o non so, insomma, piccolo magazzino qua. La vecchia Patrol ha il suo fascino lo stesso. Guardate qua, cari amici, insomma, ambientazione eccezionale, diciamo, alla Marvin. Insomma, a noi che ci piace sempre un po' questo trash. Guardate qua, cari amici, insomma, ditemi se non è arte. Guardate qua che dettagli, che particolari. Per fortuna, insomma, che si trovano ancora qualcosa. Ed eccoci qua, carissimi amici, e niente, dai, concludiamo a questo punto l'immagine, insomma, con questo vecchio camion che, insomma, ha il suo fascino spettacolare. Ed eccoci qua, cari amici, insomma, il Marvin ha fatto già bottino, insomma, ne valse la pena fare tutta questa strada e ci voleva. Guardate qua, cari amici, eccolo qua, insomma, dedichiamo a tutti gli appassionati di mezzi vecchi, mezzi vintage, ambientazione eccezionale. E poi, insomma, abbiamo visto qualche veicolo interessante, insomma, qua un po' dimenticato, però l'importante, c'è sempre tempo per tagliare. Insomma, al giorno d'oggi siamo invasi da plastiche, però questi mezzi avevano sempre il loro fascino. Poi guardate qua, insomma, possiamo trovare anche un piccolo giocattolo di plastica che ha il suo fascino, sarà un vintage anche questo. Ed eccoci qua, cari amici, fantastica ambientazione qua sulle colline, sulle veronesi. Eccolo qua, insomma, spettacolo. Guardate qua, ragazzi, è arte questa, è arte, non è per noi intenditori, insomma, noi siamo appassionati, nostalgici, insomma, questi sono ancora i mezzi interessanti che alla gente piace trovare, e l'importante è trovarli ancora, no tagliarli. C'è ben altro da tagliare, insomma, il governo, giù al governo c'è ben peggio. Guardate qua, carissimi amici, fantastica ambientazione. E qua il Marvin chiude, insomma, guardate qua, insomma, un bel deposito. Corrado, cosa dici? La porta ha avuto. Ecco, lei, vai Corrado qua. Vedete che lui è contento qua che felice. Guardate qua, insomma, vedete qua, la gente è contenta, insomma, di mostrare qua i trofei che hanno fatto tante battaglie. Guardate qua, cari amici, insomma, però questa Corrado, insomma, ha un po' i giorni contati, no? Insomma, non credo che la sistemi questa, sia la morte, perché è la morte. Però dai, l'importante è che è finita nel canale del Marvin, è quel che conta, insomma, prima che vada al taglio. Guardate qua, carissimi amici, fantastico. Poi guardate qua anche questo adesivo vintage, che insomma al Marvin piace anche gli adesivi vintage. Ed eccoci qua, carissimi amici, poi guardate qua, insomma, l'arte qua, guardate qua il Same qua con la pianta che si sta impossessando anche del fanale. Guardate che spettacolo. Cari amici, qua il Marvin vi saluta, ma i report non sono finiti, andiamo avanti che c'è anche un ACM che ci aspetta. Ciao a tutti, intanto mettiamo da parte scorta per l'inverno,